Scrive Mauro Sartore da Padova: da più di un anno mia moglie ed io cerchiamo di ottenere il rilascio del passaporto, o meglio di ottenere un banale appuntamento per presentarne domanda agli uffici. Segnala Flavia Miotti da Venezia: il 22 gennaio ho fatto richiesta per avere un appuntamento per ottenere il passaporto. Mi hanno dato la data del 28 novembre 2024, quindi tra 10 mesi. Sono le ultime 2 lettere di protesta arrivate al Gazzettino sulle lunghe liste d'attesa per il rilascio del documento necessario all'espatrio verso i paesi extra Unione Europea, un problema che, al di fuori delle situazioni di urgenza che vanno comprovate, perdura in buona parte del nord-est. L'appuntamento per consegnare il modulo compilato, le 2 foto, la ricevuta di pagamento e la marca da bollo per un totale di 116 euro va prenotato attraverso il portale unico nazionale attivato dalla Polizia di Stato. L'accesso avviene tramite lo SPID o la carta d'identità elettronica, inserendo i propri dati anagrafici e selezionando la questura o il commissariato corrispondente alla provincia di residenza o di domicilio. Questa settimana il Gazzettino ha provato a verificare i posti a disposizione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 29 gennaio 2024, la prima notizia del giorno riguarda le lunghe attese per il passaporto che ritornano a Nord-Est. La maglia nera, secondo il Gazzettino, spetterebbe a Padova. Il test di prenotazione ha portato a questi risultati: 0 date disponibili nell'area euganea, a Treviso a partire dall'autunno, a Venezia invece un buco ad aprile, poi ottobre. Le cause sono ormai note, si tratta degli strascichi ancora del Covid, insomma post pandemia, poi l'effetto Brexit e la psicosi legata appunto alla paura di non riuscire a rinnovare il passaporto proprio perché si sente che i tempi sono lunghi, quindi una psicosi da lista. Ancora un problema, naturalmente non vanno sottovalutate le carenze di personale degli uffici pubblici, ma sono anche aumentate le richieste di passaporti, più 60% l'aumento dei rilasci a Padova nel 2023, 53.000 passaporti erogati a Treviso nel 2023, va meglio a Belluno comunque ma non a Cortina, eppure a Rovigo. A Pordenone invece un dato interessante: 2.000 documenti mai ritirati, sarebbero 15 i giorni per il rilascio previsti dalla legge. Insomma, Odissea passaporti a Nord-Est fino a 8 mesi, questo il titolo sulla prima pagina del Gazzettino di oggi. E proseguiamo la rassegna stampa con alcune notizie di politica regionale. Zaia e il terzo mandato, la Lega non si arrende, arriva l'emendamento. Il Carroccio vuole chiedere una modifica del decreto elezioni per riaprire la partita. La mossa servirebbe a tenere il Veneto, a conservarlo nelle mani del partito di Matteo Salvini, con Luca Zaia nel 2025 ancora per un quarto mandato del presidente della giunta regionale del Veneto, che attualmente è l'unico presidente di regione ad essere al terzo mandato. Resta il muro di Meloni e di Forza Italia, quindi è molto difficile pensare che si possa sbloccare la situazione in una direzione favorevole alla Lega. Nel PD i deputati vicini a Bonaccini e Emiliano De Luca sono tentati dal sostegno al blitz dei leghisti. Il presidente Zaia intanto è pronto a correre nel nord-est alle europee se glielo chiederà Salvini, così scrive Francesco Becchis sul Gazzettino di oggi. Dall'altro lato, nel centro-sinistra, ancora scontri e tensioni all'interno del Partito Democratico dopo il voto sul fine vita in Consiglio regionale, dove il progetto di legge di iniziativa popolare che regolamentava il suicidio medicalmente assistito è stato bocciato, è stato affossato anche grazie a un voto di astensione da parte di una consigliera regionale del Partito Democratico che ha votato appunto in dissenso dal gruppo. La consigliera si chiama Anna Maria Bigon, è eletta nella provincia di Verona
e vediamo cosa sta succedendo. Bigon, Partito Democratico, resa dei conti in segreteria regionale. Il caso di Anna Maria Bigon approda stasera nella direzione veneta del Partito Democratico. Il leader Andrea Martella ha convocato la seduta con questo punto all'ordine del giorno: analisi della situazione politica nazionale e regionale, un titolo sotto cui inevitabilmente ricadrà la discussa stensione della consigliera sul suicidio medicalmente assistito. La linea del vertice Dem è di non attuare alcuna sanzione disciplinare, anche se il segretario scaligero Franco Bonfante ha annunciato che la veronese non sarà più sua vice e la polemica continua a montare. Vedremo insomma quali saranno gli esiti della direzione regionale del Partito Democratico di oggi. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa con un'ultima notizia che riguarda Fleximan, una vicenda che prosegue quella della persona o delle persone, meglio, che di notte a volto coperto abbattono gli autovelox in Veneto e non solo. Fleximan colpisce ancora, velox abbattuto sulla strada dove morì una famiglia. Questo è il titolo sul Gazzettino nella sezione di attualità. Santo Stefano di Cadore, il contenitore era vuoto, il comune parla di un gesto di incivili. Bimbo, papà e nonna di Favaro Veneto furono falciati dall'Audi di una tedesca proprio in quel tratto di strada. Il Gazzettino pubblica la foto dell'impianto rovesciato sulla neve, appunto a Santo Stefano di Cadore, e poi il foglio appeso sul palo firmato da Fleximan, trovato martedì scorso a Villa del Conte nel Padovano. Nel frattempo spunta il profilo dell'uomo che ha lasciato la sua firma, qualcuno inizia a vedere. Più casi ci sono e più diventa probabile che ci sia chi li nota, dice Matteo Guidolin, sindaco di Rese Pio X, e commenta anche Antonella Argenti di Villa del Conte dicendo: se c'è omertà è l'eco del dissenso dimostrato verso le vessazioni. Quindi la sindaca di Villa del Conte torna a ribadire che in qualche modo bisogna riconoscere le ragioni di Fleximan e di chi lo sostiene, o almeno tenerne conto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.